Buongiorno, ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. A Udine sarà esposto un Gauguin inedito, la notizia di grande valenza culturale è stata annunciata questa mattina in occasione della mostra La forma dell'infinito. Ci racconta tutto dal capoluogo friulano Isabella Gregoratto, che ha raggiunto il sindaco Fontanini e il curatore della rassegna Don Geretti. Per la città di Udine questa è un'occasione unica, è la prima volta che facciamo una mostra di questo livello. Io devo ringraziare proprio il gruppo di San Floriano che da tanti anni porta avanti a Ileggio un'esperienza culturale interessantissima. Adesso abbiamo l'opportunità di vederla anche a Udine. Saranno 6 mesi di questa mostra che sarà aperta per gli appassionati dell'arte contemporanea, dell'arte moderna, e potranno vedere opere interessantissime dei grandissimi autori di questo periodo. Io veramente sono contento di questa opportunità che la città di Udine dà a tanti che verranno a vedere la bellezza dell'arte moderna. Ecco, con noi Don Alessio Geretti, ci sono anche delle novità, delle curiosità, delle cose da svelare. Sì, nel clima suggestivo e mistico delle sale di Casa Cavazzini, allestite proprio perché diano l'occasione di un grande viaggio nell'arte, ma anche di un grande viaggio nell'anima. I 50 capolavori da tutta Europa che stiamo per vedere a Udine ci permetteranno di comprendere come l'arte moderna e contemporanea sia sostanzialmente il tentativo di dare forma alla domanda di infinito che c'è in noi. Lo vedremo davanti a paesaggi o a scene più facilmente riconoscibili per il nostro occhio, per il loro linguaggio, fino a ritrovarci davanti a quadri che sono come un guazzabuglio di linee e di colori nel linguaggio della astrazione, ma accompagnati in modo da comprendere tutto questo. E poi una novità e una sorpresa che ci rallegra davvero poter condividere. È un bel colpo dell'ultimo momento, un'opera che in realtà speravamo e avevamo agognato fin dal primo istante, ma era un sogno impossibile. Solo che la levatura di tutto quello che abbiamo raccolto a Casa Cavazzini ha alla fine indotto il proprietario a concederne il prestito. Si tratta di un'opera di Paul Gauguin che lui ha dipinto a Tahiti poco prima della conclusione della sua vita. È in fondo il suo testamento spirituale, una memoria dolcissima e intensa dell'amico Van Gogh, dipinta con il suo stile inconfondibile, e tra l'altro un privilegio poterla avere qui a Udine, perché quest'opera non è mai visibile al pubblico essendo in mano privata, quindi è davvero una bella notizia per la città, per Casa Cavazzini e per questa esposizione. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile la scorsa notte per il forte vento e pioggia battente in Friuli Venezia Giulia. Rami e alberi sono caduti a Torreano, Montenars, Codroipo e a Fagagna, sulla provinciale per Maiano, tutti sulla viabilità. Nel Friuli Occidentale piante schiantate a Sequals, a Pinzano al tagliamento e sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spirimbergo. Nell'Isontino una dozzina gli interventi per allagamenti di scantinati di abitazioni e negozi, in particolare nelle zone di San Canzian di Sonzo e Monfalcone. A Savogna, nelle valli Natisone, il maltempo di ieri ha causato il distacco di parte di una grondaia da un immobile di proprietà demaniale che ha danneggiato una vettura in sosta. Il sindaco ha informato subito i Vigili del Fuoco che eseguiranno un sopralluogo per verificare la tenuta dell'edificio. In area giuliana altre cadute d'alberi a Borgo Grotta, a Prosecco, uno smottamento infine ieri sull'ex strada provinciale a Cedarchis di Arta Terme. Si è trattato di una caduta di sassi sulla viabilità, per cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco e insieme ai Carabinieri di Villa Santina. La viabilità è stata subito ripristinata senza danni. E le precipitazioni delle ultime 24 ore, il contestuale abbassamento delle temperature, hanno imbiancato le prime cime alpine del Friuli Venezia Giulia. Dopo la neve che ieri aveva innevato leggermente le piste austriache del comprensorio sciistico di Nasfel-Pramollo, oggi si sono presentate con vestito invernale anche diverse catene delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche, imbiancati il Monte Lussari, Montasio, Canin, le cime più alte delle Dolomiti friulane.
La cronaca, una lite tra due contendenti alla ricerca disperata di un parcheggio è scaturita all'esterno di un supermercato di Trieste. Davanti a uno stallo posizionato in via Valmaura è scattata l'aggressione da parte di un uomo che si sentiva defraudato del posto d'auto occupato da un automobilista appena arrivato. Il cinquantenne, rimasto privo del parcheggio, ha così iniziato a rigare la vettura del suo contendente, prendendola anche a calci e a pugni. Sul posto sono così dovuti intervenire gli agenti della Volante, che hanno denunciato il triestino per danneggiamento. Preso da un raptus, un passeggero di un bus ha preso il martelletto di sicurezza spaccando il vetro centrale del mezzo pubblico. La scena è avvenuta questa mattina, poco prima delle 6 a Trieste, a bordo di un bus di linea fermo in piazza Oberda in attesa di partire. Senza apparente motivo il passeggero si è scagliato contro la finestra mandandola in frantumi. Il conducente del bus ha informato la questura, sul posto si è recata una volante che ha ricostruito l'episodio. Dopo le formalità di rito lo ha deferito in stato di libertà la locale Procura della Repubblica. Lutto ad Amaro per l'improvvisa scomparsa di Edi Pozzi, trovato senza vita nella sua abitazione ieri pomeriggio, stroncato da un malore improvviso. Aveva 52 anni e lavorava alla Coop Kramars di Tolmezzo. Ieri non si era presentato a lavoro, hanno provato a telefonargli più volte, ha spiegato il sindaco Laura Zanella, ma non rispondeva. E così sul posto è giunta una pattuglia, ha chiamato il fratello che abita a Tolmezzo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per lui non c'era più nulla da fare, siamo vicini alla famiglia in questo momento di lutto, ha detto il sindaco Zanella questa mattina a Telefriuli. Malore fatale in un'abitazione di Pagnacco nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo di 63 anni a dare l'allarme ai parenti che hanno chiamato il 112, sono intervenuti i sanitari, il medico non ha potuto far altro se non decretare il decesso. Un altro decesso per cause naturali, sempre in casa di un uomo di 52 anni ad Amaro, intorno alle 20:30 di ieri. Al via l'opera di recupero dell'ex stazione ferroviaria di Aquileia, grazie a un contributo della Regione e alla volontà del Comune di restituire un monumento storico alla nazione. Da qui infatti partì la salma del Milite Ignoto. Con una fase di pulizia, rilievo e predisposizione del cantiere sono iniziati in questi giorni gli interventi di restauro della vecchia stazione ferroviaria di Aquileia. Il progetto prevede di rigenerare l'edificio e di riconferirgli la dignità dovuta quale luogo simbolo della nostra storia, dice il sindaco Emanuele Zorino, restituendo di fatto un monumento alla nazione. Da lì infatti partì il 29 ottobre 1921 il convoglio che traslò il feretro del Milite Ignoto scelto dalla madre Maria Bergamas il giorno prima dalla nostra Basilica Patriarcale di Aquileia, continua il primo cittadino. L'intervento, tanto atteso e mai pragmaticamente affrontato, si è reso possibile grazie a una forte azione voluta dall'amministrazione comunale e a un dialogo costruttivo con Fer Servizi e Ferrovie dello Stato, che ha concesso l'edificio e l'area di pertinenza alla Regione Friuli Venezia Giulia, che a sua volta ha deliberato in sede di concertazione un contributo di 400.000 euro per l'opera di riqualificazione. Un'automobile uscita di strada è andata a schiantarsi contro un albero abbattendolo completamente. L'incidente stradale si è verificato alle 9:30 di questa mattina in via Rover Grossa a Porcia e ha portato al ferimento del conducente. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai vigili del fuoco di Pordenone. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e verificato che non ci fossero perdite dell'impianto GPL. L'occupante è stato soccorso dal personale sanitario di Pordenone. Sul posto anche i vigili urbani di Porcia. Una donna di 57 anni è stata investita ieri a Gemona del Friuli in via Usoppo mentre stava camminando. A guidare la vettura coinvolta nell'incidente una residente della zona che ha chiamato subito aiuto. La donna ferita è stata trasportata al pronto soccorso all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza. Incidente stradale sempre ieri a Pavia di Udine. Una pensionata di 77 anni che stava pedalando in sella alla sua bicicletta è stata urtata da una vettura condotta da una donna di 55 anni della zona che si trovava al volante
volante di una Opel. La pensionata è stata trasportata in ospedale con l'autolettiga, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sono stati arrestati 4 pass sloveni, trasportavano 5 migranti, il costo del viaggio per i clandestini era stato fissato a 500 euro. Le auto sono state fermate a Trieste dagli agenti della squadra mobile della questura di Trieste. I cittadini sloveni sono ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento aggravato, dell'immigrazione clandestina, appunto dei 5 cittadini irregolari turchi. Poste italiane a caccia di personale in Friuli Venezia Giulia, in particolare ricerca a Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, dei portalettere da inserire con contratto a tempo determinato a decorrere dal mese di ottobre. Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, alla sezione dedicata in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Ha ospitato numerosi eventi importanti della vita della comunità di Capriva e adesso, grazie a uno stanzionamento regionale, sarà completamente ristrutturata. È la palestra del paese. A breve il taglio del nastro dei lavori di ristrutturazione della palestra di Capriva. La palestra comunale scolastica, siamo praticamente addirittura d'arrivo, speriamo nei primi mesi del 2022 insomma, di poter tagliare il nastro. È stata una manutenzione straordinaria importante, un miglioramento sismico, un efficientamento energetico, insomma tutte e soprattutto una messa a norma della parte antincendio, tutte iniziative che sono rivolte chiaramente al suo utilizzo scolastico in primis. La scuola primaria adiacente potrà riutilizzarla per l'attività di educazione fisica, come anche la scuola dell'infanzia, ma poi soprattutto insomma, ritornerà a essere il luogo della nostra comunità. Siamo abituati, prima pandemia, e lo rivogliamo fare in maniera forte anche da domani in poi, insomma, a ritrovarsi con le varie associazioni, i vari momenti, convegni, momenti conviviali e anche feste. Il telegiornale termina qui, tornerà alle 16:30 in diretta, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.